Green Pass per vaccinati con 3 dosi e guariti con 2 dosi senza scadenza, nuove regole sulla quarantena a scuola per non far mandare in DAD i ragazzi vaccinati, ma soprattutto l'eliminazione dei divieti anche in zona rossa per chi è vaccinato. Sono questi alcuni dei provvedimenti del governo durante il Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Queste le novità e abbiamo come ospite questa sera di Screenshot Romano Paduano, medico di base, per fare un po' il punto della situazione e sapere anche da lui se si trova d'accordo con questo tipo di decisione, un via libera sostanzialmente per i vaccinati, invece dovranno attendere ovviamente i non vaccinati. Buonasera Paduano, mi sente? Buonasera, sento benissimo, spero anche voi mi Sì, sentiate. perfetto, collegamento perfetto. Grazie. Allora, Paduano, ha sentito un po' le novità di oggi, via le zone gialle, arancioni, quello che è, insomma, zona rossa solo per chi non è vaccinato, insomma si allenta un po' la morsa in questo momento, anche perché i contagi si stanno abbassando, è già stato raggiunto il picco. Questo lo percepite anche voi come medici di base? No, mi dispiace contraddirla, cioè, sicuramente avremmo raggiunto il picco Se dal punto lei, di se lei vista ci dice, se lei ci dice di no, epidemiologico. ci fa venire già l'agonia. No, non ci eravamo accorti di tutto questo benessere, volevo dire, non ce ne eravamo accorti di questa situazione così migliorata. Purtroppo la situazione, se dobbiamo essere sinceri, non è grave dal punto di vista sanitario, nel senso che per fortuna persone con gravi patologie, con gravi sintomi riferiti al Covid non ne vediamo sempre di meno. Purtroppo c'è una diffusione di persone con scarsi sintomi, sintomi molto leggeri, molto aumentati di numero. E questo sta provocando un intasamento del sistema, soprattutto, chiamiamolo amministrativo, in quanto queste persone giustamente hanno bisogno di un certificato per stare a casa, e fin qui se sono malati non c'è nessun problema a fare un certificato di malattia INPS, ma hanno un problema di avere la riapertura del Green Pass una volta che sono guariti. Questo purtroppo non è così automatico, non è così immediato e ci troviamo persone che, scaduti il termine di malattia, dovrebbero tornare a lavorare in quanto non sono più malati, ma non hanno un Green Pass riaperto che gli permetta loro di tornare a lavorare. I datori di lavoro giustamente pretendono un Green Pass in corso di validità e questo qui provoca dei dissapori tra i datori di lavoro e i pazienti e noi, perché molto spesso la scorciatoia suggerita è si faccia mettere ancora in malattia, cosa un po' difficile da fare con un tampone ormai negativo. Senta, Paduano, lo leggo anche ai nostri telespettatori e lo leggiamo anche da Repubblica, adesso entriamo anche dentro nel sito di Repubblica, anche le nuove norme che riguardano, lo dico soprattutto ai genitori di bambini, che riguardano i figli. I vaccinati con 3 dosi o con 2 da meno da 120 giorni e i guariti non dovranno più fare la DAD, che ora dura 10 giorni. Non vaccinati invece faranno una didattica a distanza, ma dimezzata rispetto ad ora, cioè di 5 giorni. Ovviamente per rientrare avranno bisogno di un tampone negativo. Per tutti i test va comunque fatto in caso, per tutti il test va comunque fatto in caso di sintomi. La cabina di regia ha stabilito cosa accadrà a partire da lunedì, quindi attenzione, da lunedì accadrà da questo, a seconda del ciclo di studi. Alla materna i bambini da 0 a 5 anni andranno in DAD al quinto caso, come indicato dal CTS la didattica a distanza durerà 5 giorni, alla primaria, ovvero elementari, 6-11 anni, a partire dal quinto caso scatterà la DAD, in DAD solo per chi non ha la terza dose, la seconda da meno di 120 o non ha avuto l'infezione. Alla secondaria, medie superiori 12-19 anni, dal secondo caso in poi scatterà la DAD di 5 giorni sempre per non vaccinati. Però sinceramente prima c'era la regola 0-1-2-3 se non sbaglio, adesso se è 5-3-2 qualcosa del genere sembra quasi uno schema o il 5-5-5 Di di... calcio. Non volevo scherzare su una cosa del genere, però mi viene in mente il 5-5-5 di Lino Banfi, Noronzo Canà, no? Ci manca solo quello. Ci siamo vicini e purtroppo, tra l'altro mi dispiace dire anche una cosa, che non voglio dare una colpa all'informazione, molto spesso dalla televisione, soprattutto, diciamo, che è la fonte principale, riceviamo delle anticipazioni, delle anteprime su quelli che saranno i decreti legge che poi non vengono convertiti o che vengono modificati, per cui veramente inviterei a dare notizie
non mi permetto di dirlo a voi, di dare No, notizie certo. certe e non anticipazioni che dopo vengono molto spesso cambiate. Sì. Purtroppo la gente ha difficoltà atroci a capire questi vari schemi, anche perché il problema è di chi li controlla, come vengono controllati i bambini. Il problema adesso si è risolto abbastanza bene da noi, il problema dei tamponi, perché quelle farmacie che riescono a farli loro hanno dato una spinta notevolissima, mentre prima prenotarli era veramente complicato e non si avevano i tempi. Tant'è vero che c'era un problema di prolungare i rientri, parlo soprattutto del lavoro, perché come medicina generale ho pochi bambini d'età scolastica, più adulti si intende. Il problema era di fare un tampone in tempo giusto per permettere il rientro al lavoro. Adesso tramite le farmacie questo è stato attuato, e ringraziamo le farmacie e i farmacisti di aver fatto veramente un lavoro egregio. Il problema, insisto a dire, rimane che molto spesso il tampone negativo non libera direttamente il paziente per il Green Pass. Sì, peraltro adesso su questo manderei un servizio appunto che riguarda i tamponi, chiedo alla regia questo tipo di servizio. La nostra Alessandra Salvatori ha fatto un servizio che riguarda proprio i farmacisti, perché ci sono delle novità a partire da domani, questo è vero, Paduano, 5 euro anche per i bambini il tampone da 0 a 11 anni, era scoperta appunto questo tipo di agevolazione, però non si è ancora sbloccata la questione del tampone gratuito per fine isolamento. Io gli mando il servizio, poi lo commentiamo dopo la pubblicità, resti lì Paduano. Benissimo, grazie. Servizio. Da domani tutti i minori residenti in Friuli Venezia Giulia potranno effettuare tamponi antigenici in farmacia al costo di 5 euro per i test gratuiti di fine isolamento, fine quarantena, e nell'ambito del tracciamento scolastico invece bisognerà ancora attendere, forse solo poche ore. Fino ad oggi il costo di 5 euro a carico delle famiglie, per effetto della compartecipazione alla spesa del sistema sanitario regionale, era riservato ai ragazzi di medie e superiori tra i 12 e i 18 anni. Da domani, fa sapere Luca De Grassi, presidente di Federfarma del Friuli Venezia Giulia, sarà esteso alla fascia 0-12. Non servirà alcuna prescrizione medica. Per quanto riguarda invece la possibilità, per chi deve uscire da isolamento o quarantena, di effettuare tamponi gratuitamente nelle farmacie e nelle strutture sanitarie aderenti ai protocolli d'intesa, la Giunta regionale ha approvato la relativa delibera con un investimento di 10 milioni di euro, ma manca ancora la circolare con le disposizioni attuative. Perché il sistema rappresenti effettivamente un valore aggiunto per i cittadini, precisa De Grassi, è necessario che sia efficace. Gratuito o meno che sia, le persone si attendono che il test effettuato produca nell'immediato l'effetto atteso, ovvero l'uscita dall'isolamento o dalla quarantena. Fare un tampone, anche senza spendere nulla, ma non ricevere subito il certificato di guarigione e quindi il Green Pass non ha alcuna utilità. Noi siamo un anello della catena, sottolinea De Grassi, facciamo parte di una rete che ha dimostrato delle criticità. Le farmacie attendono la circolare della regione, che secondo quanto trapela da Trieste potrebbe arrivare domani, anche per essere rassicurate su un punto preciso. I tamponi gratuiti non possono tradursi in un aggravio di burocrazia sulle spalle dei professionisti, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati per il tracciamento, perché questo rischierebbe di ridurre il numero di test eseguibili. La soluzione ottimale, conclude il presidente regionale di Federfarma, sarebbe una ricetta dematerializzata automatica prodotta da medici di base, pediatri o dai dipartimenti di prevenzione. Un documento che oltre ad identificare l'utente vale anche come tracciamento e indica una data precisa per l'esecuzione del test. Bentornati in diretta con Screenshot, vi ricordo il numero di telefono a cui mandare messaggi 345 9956 897, non l'avevo fatto prima, ve lo ricordo ora per intervenire. Tante le novità di oggi a livello nazionale, magari chiedo alla regia se è possibile di inquadrare il primo titolo della giornata, che poi oltretutto richiama un po' anche quello che è il nostro titolo di oggi, ovvero via le zone, i colori, ma per i vaccinati questo succede. L'Italia riapre, in zona rossa basta restrizioni per chi è vaccinato. Importante questo perché proprio una delle prime regioni che rischia la zona rossa è proprio Friuli Venezia Giulia, anche se oggi è notizia di oggi che tra una decina di giorni ci potrebbe essere un calo della pressione ospedaliera anche nella nostra regione. E poi l'altra notizia è quella più in basso: scuola e vaccinati non andranno più in DAD.
Didattica a distanza, la materna a casa dal quinto contagio invece, poi c'è anche la questione politica, la Lega non partecipa al voto ed è il primo strappo che avviene all'interno del governo proprio all'indomani dell'elezione a Presidente della Repubblica di Mattarella. Chissà se ci saranno ripercussioni, ma oggi non vogliamo parlare di politica ma di sanità. Abbiamo in collegamento, lo ricordiamo, Romano Paduano. Dottore, abbiamo sentito prima il servizio fatto dalla nostra Alessandra Salvatori sulle farmacie. Altra novità, che da domani ci saranno la disponibilità di tamponi a prezzo ridotto, agevolato, 5 euro anche per la fascia d'età dai 0 agli 11 anni, che rimaneva scoperta. Però c'è il problema anche dei tamponi agevolati o gratuiti per la fine isolamento, per la quarantena. C'è un problema in tutto questo? Paduano? Sì, perché il problema è che dovrebbe essere automatico che un tampone negativo libera o svincola il paziente. Purtroppo attualmente, se il tampone negativo è sufficiente per dire che il paziente è guarito dal punto di vista del Covid, non è altrettanto vero che abbia diritto con questo tampone negativo in tempi immediati o in tempi reali avere la riattivazione del Green Pass. Molto spesso il datore di lavoro giustamente vuole che il cittadino rientri al lavoro con un Green Pass valido. Per 2 o 3 giorni questo finora non è possibile, se bastano 2 o 3 giorni. È un problema vero perché il paziente da una parte non può rientrare al lavoro, dall'altra parte non può stare a casa in malattia perché non è malato, ha un certificato che attesta che è sano e purtroppo molto spesso deve mettersi in permesso o in ferie e questo chiaramente non sempre, prima non è corretto, secondo il cittadino può non avere ferie disponibili. Un caso per cui questo mancato automatismo è quello che dovrebbe essere migliorato. Assolutamente. Ci scrivono che qualcuno ha trovato il positivo, ha avuto come positivo prima il padre, poi si è negativizzato, poi la madre con cui vive in casa, positivo e poi negativo. La persona che ci parla educatamente non è vaccinato, cosa deve fare? Deve farsi 2 quarantene, una dietro l'altra? Chiedo perché è una delle domande, però nello stesso tempo a chi deve rivolgersi? Solo al Dipartimento? Ma se il Dipartimento poi non risponde, devono andare da voi? No. Allora, questo è l'altro problema. Un paziente che ha avuto contatto con un positivo dovrebbe sottoporsi a un tampone. Il tampone, ricordiamocelo, dovrebbe essere fatto per le farmacie e per i pazienti asintomatici, perché giustamente non possono andare in giro a disporsi vicini di farmacia ad essere infettati. Per cui se il paziente è asintomatico può andare tranquillamente in farmacia, ma c'è stata una giusta nota di protesta dei farmacisti che si sono visti arrivare pazienti con sintomi anche aspecifici che adesso sono diffusi. Chi di noi non c'è un po' di mal di gola, chi di noi non c'è un po' di raffreddore. Finché parliamo di cose leggere ci capiamo, ma chiaramente ci può essere gente che si presenta con 38 di febbre e questi non possono andarli, devono rivolgersi al proprio medico curante, il proprio medico curante deve lasciargli un'impegnativa, anche qui non è così automatico il tutto, con richiesta di tampone nasofaringeo genomico fatto in ospedale o presso una struttura dell'azienda sanitaria e lì il paziente può andare. Però anche in questo caso ricordiamo che il paziente deve essere autonomo, deve riuscire a potersi andare in macchina da solo. Se il paziente non è autosufficiente dobbiamo attivare l'unità speciali di controllo assistenziale, le USCA, bravissimi, che vanno a casa del paziente, sottopongono il paziente a un tampone domiciliare. Chiaramente in questo caso i tempi non sono brevissimi, ed è chiaro che anche qui il tracciamento incomincia a zoppicare sulla tempistica, parlo sempre di tempistica. Il problema appunto è di questo paziente che man mano che viene a contatto stretto con una persona positiva dovrebbe partire il tampone di nuovo. Questa è purtroppo la verità. Questa è la sua risposta, ok, perfetto, così si sa anche regolare il telespettatore. Le chiedo, visto che è entrato, voltiamo un momento pagina, ma restiamo ovviamente sulla questione del Covid, ovviamente. Si è parlato in questi giorni dei over 50 che rischiano la multa perché non vaccinati, poi ci sarà il 15 di febbraio anche il Super Green Pass per i non vaccinati over 50 e quindi non potranno andare al lavoro. Ci sono state richieste particolari, dottore, in questi giorni? Qualcuno che chiede... Qui c'è la richiesta di qualcuno che è convinto di non volersi vaccinare e chiede qualsiasi motivo valido per non farlo. Ricordo che gli esoneri sono veramente pochi, sono un'allergia provata del fare del vaccino, oppure una mastocitosi, cioè patologie abbastanza rare, abbastanza di sicura documentabilità.
tutte quelle forme un pochino più specifiche sono di difficile certificazione ed è difficile dare un esonero per questo. Inoltre ricordo che l'esonero può essere dato solo da un medico vaccinatore. Il problema appunto di queste persone che un pochino, molti per paura, non tanto per convinzione, ma molti perché incertezza e paura, non sono vaccinati e decidono all'ultimo di vaccinarsi. Il problema è di trovare anche i posti liberi, perché adesso si sta allentando la pressione sul centro di vaccinati, ma stanno anche diminuendo i centri vaccinali. Per cui ci possono essere persone che iniziano il corso che non è completato e che dovrebbero avere al più presto il Green Pass anche loro. E dal momento in cui uno si vaccina, la vaccinazione viene trasferita in giornata sul portale della regione, per cui in pochissimo tempo, 2 o 3 giorni, potrebbero avere il Green Pass. Il problema è di coloro che cercano tutte le giustificazioni, e non mi permetto di entrare in merito a questo, per non vaccinarsi, e gli diventa veramente difficile, perché c'è persone che sono in perfetta buona fede, quindi cercano di vaccinarsi per patologie o per paura, per tanti motivi che non stiamo a entrare qui in merito. E per cui sono un vero problema. Teme un'onda dei certificati nei prossimi giorni, certificati medici, gente che verrà a richiedere dal 15 febbraio certificati di malattia per non presentarsi a lavoro, in attesa di regolarizzare la propria posizione o cercare qualche escamotage col datore di lavoro? E c'è anche questo problema, che chiaramente, insisto a dire, un certificato di malattia ci lascia a chi è malato, a chi ha un sintomo, a chi ha un segno di malattia, non solo perché non voglio vaccinare. Questo qui chiaramente metterà tensione notevolissima tra medici e pazienti, perché purtroppo ci sono già azioni organizzate di pazienti che vengono con richieste di avvocati, con richieste, qualcuno viene anche con l'avvocato, non mi è successo ancora a me, ma colleghi sì, con richieste di esonero motivati dalle più strane cose. Questi chiaramente sono dei gruppi organizzati in cui vi permette la buona fede, non la vedo, ma questi non vorrei parlare di tutte le persone che in buona fede non si sentono di vaccinarsi per motivi giustificabilissimi, che però non sono contemplati dai regolamenti. Dottore, mancano ancora 3 minuti, le mando solo un servizio che fa il punto della situazione sulla questione delle infezioni e anche sulla questione della mortalità, che è calata del 65% con alcuni dati, dopo magari facciamo l'ultima analisi insieme. Servizio. Cala progressivamente il tasso di infezione e se gli indicatori verranno confermati, tra una decina di giorni si avrà una riduzione della curva anche sulla pressione ospedaliera. Arriva un messaggio di speranza dal vice governatore della regione Riccardo Riccardi, che oggi ha incontrato i presidenti degli ambiti socio-sanitari delle aziende sanitarie. Il dato che risalta di più è quello del calo del 65% della mortalità rispetto al gennaio dello scorso anno. Merito dei vaccini, rimarca il vicepresidente, vaccini che nelle prossime ore toccheranno le 2 milioni di dosi inoculate in poco più di un anno. E proprio a tal riguardo, ciò che balza all'occhio è il ritardo di coloro i quali effettuano la terza dose. In 220.000 devono ancora regolarizzare la propria posizione. Altro dato, la scarsa adesione all'immunizzazione delle fasce d'età tra i 12 e i 19 anni e tra i 50 e i 59 anni. I rischi per i non vaccinati sono decisamente più esponenziali rispetto a chi si è sottoposto a profilassi, il tasso di infezione è triplo, il tasso di ospedalizzazione è più che doppio e infine nel caso delle terapie intensive il rischio per chi non è protetto è decuplicato. Per quanto riguarda infine il bollettino giornaliero della pandemia, sono state riscontrate 3.497 nuove positività e si sono registrati 14 decessi, 28.760 i tamponi totali, 41 le persone ricoverate in terapia intensiva, 498 quelle accolte in altri reparti. Ecco, dottor Paduano, l'ultima domanda che le faccio, ha sentito un po' che la mortalità è decisamente crollata rispetto all'anno scorso, anche la pressione ospedaliera, insomma, tra i vaccinati non è quanto quella tra i non vaccinati come incidenza. C'è qualcuno che arriva da voi magari o vi chiama che è in condizioni, diciamo, quasi sul critico e tarda ad andare in ospedale? E allora io vorrei dare 2 messaggi. Uno, che la mortalità è caduta, è crollata, però ricordiamoci che ci sono ancora dei morti, cioè non l'abbiamo estinta. Morti parlo di Covid, certo. Per cui non stiamo a considerarla una passeggiata, non è un semplice raffreddore, non è una semplice influenza. Qualcuno purtroppo per motivi genetici, per motivi predisposti, di predisposizione, per motivi di comorbidità, ancora purtroppo finisce in rianimazione, qualcuno purtroppo. Per cui noi cominciamo a dire stiamo tranquilli che non è niente. È vero, è crollata la mortalità, probabilmente il merito è in grandissima parte del vaccino,
che sicuramente ha permesso al virus di non diffondersi in maniera così virulenta come era prima, però noi abbassiamo ancora la guardia. Il discorso purtroppo dei non vaccinati che possono girare coperti solo dietro controllo di polizia mi lascia molto perplesso, perché non credo che sia tanto facile permettere ai vaccinati di correre in giro senza mascherina e individuare i non vaccinati. Mi pare veramente un pochino difficile, per quello essere stato un pochino più restrittivo su questo sblocco delle mascherine. Ci eravamo abituati, ricordiamoci che se il Covid sicuramente non ha fatto vittime il metodo anche della mascherina, e ricordo anche un dato parallelo, che in queste 2 ultime stagioni non si è vista l'influenza, ha merito sicuramente questo delle mascherine. Bene, io la ringrazio anche per quest'ultima sua considerazione, grazie per averci tenuto compagnia e per aver accettato anche il nostro invito, sempre molto gentile. Arrivederci, buonasera. Bene, con questo concludiamo, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata, ci vediamo domani sempre con Screenshot, solito orario 19:45, grazie e arrivederci.